Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Nel porto di Monfalcone è stata detenuta una nave battente bandiera moldava per le gravi irregolarità alle principali convenzioni internazionali che regolano il trasporto marittimo, che hanno portato gli ispettori di PSC, Port State Control, ad emettere il provvedimento amministrativo di fermo. Si tratta di una nave da carico lunga 100 metri, ormeggiata nel porto commerciale di circa 4.500 tonnellate di stazza. Doveva trattarsi di un normale controllo di routine limitato agli aspetti ambientali e di security, ma una volta saliti a bordo gli ispettori hanno notato che alcune anomalie ritenute come chiari motivi per sottoporre la nave ad un'ispezione dello stato di approdo, attività che rientra nel quadro di un accordo internazionale ratificato dall'Italia e da altri 26 Stati membri denominato Memorandum di Parigi. In particolare il team ispettivo ha rilevato 23 deficienze, delle quali 11 particolarmente gravi, attinenti sia ad aspetti strutturali che problematiche relative alle condizioni di vita a bordo. Visto il quadro informativo riguardante l'unità piuttosto critico, è stata organizzata una cosiddetta ispezione più dettagliata che ha impegnato il nucleo complessivamente per 10 ore. La nave detenuta sta terminando le operazioni commerciali di sbarco in un'area sotto forma di rinfusa pulvirolenta, ma sarà autorizzata a lasciare il porto di Monfalcone solo successivamente a un'ulteriore ispezione di verifica, dopo aver accertato la rettifica di carenze riscontrate. Con l'attuale detenzione salgono a 3 le navi fermate dall'inizio dell'anno nel compartimento marittimo di Monfalcone perché considerate pericolose per la sicurezza della navigazione. L'attività di controllo effettuata in aderenza a convenzioni, accordi internazionali e direttive comunitarie sulla salvaguardia della vita umana in mare e della tutela ambientale, volta ad assicurare che i traffici marittimi siano effettuati nel rispetto degli standard sviluppati a garanzia della tutela dell'ambiente marino, dei lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione in generale.